so a parti ai monta. Buongiorno a tutti, oggi siamo in Santa Maria Zighe per fare un ritratto di Antoine Peretti. Allora, Monsieur Peretti, buongiorno. Buongiorno. Potete presentarvi un po'? Allora, sono da Sirona per babbo e di Brassetto per mamma e dunque sono nato in 49, a 49 e io ho fatto la mia scuola a Sirona e poi dopo ho secondario al liceo verso come interno e poi dopo superiori a Nizza, tanto c'era l'università in corso, dunque andavo a Nizza, ecco. E dopo ho trovato lavoro. Allora, come era la vostra gioventù? Non so mica se erano tempi che erano bei e duri allo stesso tempo. Quando siamo tutti lenti, prima era bei, che mi rammento come di campani certi enti a quei tempi, era bei per quelli che ci pensavamo, ma tanto quando ti vieni trusche di ci voleva piccopirano o cose o andare a parte e farlo siccare, dunque, bon, no, Babbo era capitano ritirata, aveva fatto Tendoshin, era stato prigioniero 6 mesi dei giapponesi, era sortito da prigione dei giapponesi, pesava 47 kg e facevano per esempio il paludismo o altri affari si dichiaravano. E allora era un tempo di libertà, eravamo liberi di andare in paese, i casi erano tutti in usci, entriamo in della gente come se ne eravamo in noi. Ma c'era un affare, si soffriva del freddo d'inverno e del caldo d'estate. È stato poi all'ammazzotto che ci hanno salvo perché quando voi chiamate niretti, trosci, pareva che si fosse nevato in fiume, che tu c'era un retto, poi un fuoco non si la mica accesa anche perché se un ceppo va andando solaio, impolentava la casa, dunque c'era un freddo, non è che ciò che mi ferma da gioventù è un freddo. E poi dopo al liceo era bene, ma erano come se ne aveva fatta prigione, erano 50 per d'ottoare, sarratti, interdizione di sorta, non sortiamo con gli uovi, se non entriamo con 10 minuti in ritardo, punizione, e poi c'era il sabato e la domenica, allora era un po' più libera l'affare. Eccoci un po' a scuola, allora a scuola erano 3 che erano disegnate pastutrici, Blanchetta Borghese, il fratello Jean-Claude Deu, erano più maiù, dunque a Jean-Claude Deu facciamo un fuoco e Blanchetta dà un colpo di spazzola, un colpo di spunga andante anche per cacciare la polvere. Ti conto, faceva sta fare il sette dame che da sì. E noi abbiamo un pennataccio vecchio, pennatate, ciò che ci viene a mano per fuoco. E come l'idea di diventare preti è venuta? Non so neanche io. Ah. È venuta che, ad esempio, frequentata a Eja, cantata i messi, e ricordo Giacomo Cipriano di Rivesi che mi ha imparato a messa di Nuscino, soprattutto a messa di morte, perché qui da divisa era persa. E dunque, in anni 80, Uesco Monsignor Tomà ha detto che che tutti ingaggiessi per essere diacono. E dunque ha detto d'accordo e mi sono ingaggiato per essere diacono.
è durata la formazione e la preparazione è durata quantunque 6 anni. E dunque faccio che Casanova, Monsignore Casanova che ci ha ordinato a Giorgio Lucione, che è morto, ed io, in tutto, io hanno da vista non so, non mi scappa, a 20 novembre, e dunque da vista di San Leonardo di Porto Maurizio, essendo guido di un missionario che ha fatto via Lucci, che noi cantiamo sempre un po', perché malento non ne sanno più, fino a là. Ed eccoci come mi sono ingaggiato, pendant il suo tempo lavorava a ciò che era tanto e facevi non tanto tutto, dico, sono stato ordinato diacono e messo a servizio di 2 settori, e poi dopo come mia mamma mi invitavano, ho trovato un appartamento in Ajaccio, ci siamo rivolati in Ajaccio e così sono stato a quando una parrocchia, a quando in quell'altra a dare qualche di mano. E poi soprattutto i preti ci n'era poco e facevano interramenti, battesimi, matrimoni, voilà. Questa è stata. E poi dopo Monsignor de Germain mi ha domandato se non hai mai pensato a essere prete. Io ho detto, ma tanto poi ci so, ho detto, ma dico mica che no. E mi ha mandato a fare sessione al seminario da Castiglia e sono stato ordinato il 30 maggio, il 30 aprile 17. Voilà. E da poi sono curato, sono prete, tanto settori che non trattavo. Siete uno degli ultimi a fare messa in corto? No, ce n'è morta anni fa. E perché la scelta di fare a messa in lingua corta? No, mica sempre, la domenica faccio in francese, ma certe volte quando tu c'è un interramento o qualcosa, la gente gli piace di sentire una parola in corso. Quando c'è una vista, allora a me viene bene a parlare in corso, ma viene anche meglio con il francese. La faccio volentieri. E le traduzioni li vengono così al momento, ce n'è che se le faccio in traduzione là, insomma, e siamo un po' che sapete traducere l'italiano e basta. Ci sono momenti storici che hanno marcato la vostra vita di preti? Allora, i momenti, per cominciare, un discepolo di Natale Rocchiccioli, conosceva tutti i suoi voli, tutte le sue cose. E quando c'era una serata, tu si candizza, e che tu si in altro, contavi un po' di volte di Natale Rocchiccioli, poi vedevo sovente quando ho cominciato a lavorare a Neaccio, mi cansava certi seri passando tanto sul gabinetto di dentista che andò a Piazza Battucci. E dunque, dopo studi, una volta, il primo anno che era diacono, il prete Pinnelli mi ha mandato a benedisce la Livi in Norbalagono e in Vargolè. Non so come si è sbagliato, ma ha messo una mezz'ora a mezzo di lui cerimonie, era pressato. Allora, vedete, dai Norbalagono, ma tanto con martiava come non era mica scianco. E sorti una che stava all'entrata della stretta e ci ho corso cara perché in sultano erano pochi, tanto e a mettia a domenica dici potete dire una messa. Ha detto madame non ne posso mica dire messa, sono diacono io. E mi dice siete briaco? Allora poi scamato. E dopo un prompiao, Preti Stefanini ci ha chiamato perché hanno fondata la fraternità di partage, per dare a mangiare ai poveri o agli altri, no? E
Dunque Stefanini mi dice, se voi volete impropriare a fare un benedetto, ci partono non deve più, diciamo metà del benedetto della radio per tentare di partage. E così abbiamo fatto. Non ci è dato più che a metà perché dopo ci invitavamo a andare a missione, insomma che scriveremo a tentaggio. Infine. E ce n'è uno che mi ha passato, dice, oh, qual è il supplito di uno? Allora, tanto ero giovane. Allora dice, non mi comprete, è un diacro. L'altro dice, che ha detto? Non mi comprete, è un bracco. Eccoci, poi ce n'è tanti studi. Uttara è una parola che è recente. Si dice l'Istria, si dice l'Ornano, si dice Uttalau. Antonio di Siego dice Uttalau. E Uttarau, cioè li chiamano Uttarau il tempo di prima, erano i territori di Zarra de Var, tutto ciò che c'è in piaggia. Quindi qua era un piano di Taru. Ma su c'è l'Ornano, noi siamo un Ornano, e c'è l'Istria, che ha piedi di Cruscaglia, e poi c'è Uttalau, a piedi di Zigau. E dunque c'è un'evoluzione, c'è stato un momento di, come dice Radio, dove c'era poco mondo, e a base di c'era che l'affare ripigliano, ci sia confraternite che si facciano, la gente ha una voglia di un passo verde un poco più seriosamente e, come dice Radio, mettendo allo stesso tempo a preghiera e il sociale occupandosi di poveri, per esempio, o di malato, o di giovani, dipende di vocazione di confraternity, ed è così che l'affare è partito. La prima volta che abbiamo fatto una confraternita è stata anche Monsignore Rodicelli, sarà stata nell'anno 80, abbiamo fatto una confraternita che si chiamava I Paladini dell'Immacolata e che era un canto parte religiosa accanto al popolo corso, siamo fatti due, canta e a confraternita dei Paladini canta e campato, ma la confraternita se n'è andata poco a poco, ma ha lanciato l'idea di un confraternita nel paese. C'è stato non è mica solo l'elemento che l'ha lanciato, ma di già è stata una cosa che lanciava l'affare. E eccoci come è andata. Allora vedi, e ogni oggi si dice che c'è un rinnovo, che c'è un bisogno, che l'ente ha bisogno di una parola giusta, una parola di Dio, i filosofi, bon, l'ente ne sono rivenuti, ma solamente i filosofi del XIX e del principio XX hanno scozolato avete a Freud che dice non c'è mica volta, che bon, avete accorso a Marx che dice che c'è mica peccati, solo peccate opposizioni tra noi capitali e poi c'è Nietzsche che nega tutto, nega la presenza di Dio. Ecco, allora, questa ha influenzato un grande esperienza e i giovani mi pare hanno una ricerca di autenticità che si sente. E Staveti ha una veni in un coglione? Oh, sicuramente. Ma solamente c'è, come c'è radio, a ricerca da avere, ma allo stesso tempo un modo di campare non è mica cristiano. Le gente si mettono insieme, si spiccano, si sbagliano. Mica come no. Prima. Si può andare a battere con stringiata che sia, ci nascia. Invece qua è tutto così. E qui siamo affari, bon, ma cambierà può darsi, non si sa. Chi rappresenta sto coglione per voi? Beh, sapete, cioè a considerare un affare. Per cominciare,
è un ruglione che è stato cristianizzato ai principi, perché a quei tempi c'era navigazione, una c'era a base di militare da marina romana, una parte era basata nell'aereo. Tu per andare che tu sei in Spagna o in Gallia, a Francia, o per andare in Sardegna o per andare in Africa, perché c'era una relazione con l'Africa, e beh, ci voleva passare per la Corsica. Perché facevano, che li chiamano in francese, di cabotage, non andavano mica in alto mare. E ci voleva aspettare stagione in due mare da calmo, ma pigliavano, tanto pigliavano i battelli, partivano a vendere l'olio, il vino e tutti questi affari qui. E dunque, in questi battelli c'erano i commercianti. C'erano i commercianti che erano cristiani. Dunque, allo stesso tempo, predicavano la fede cristiana. Dopo, c'era a montagnera, a piadiera. E dunque, lenti, cercate di imparare in io, un guadagno su. C'è stata la lotta in cui i culti antichi, tutta la civilizzazione di torri, di stantali, eccetera, eccetera, ma il cristianesimo poco a poco ha pigliato la sua piazza e ha marcato il territorio è diventato cristiano. Questa completamente cristiano è diventato nel 1200, perché dopo c'è stati i benedettini che sono installati, hanno fatto la Badia, e poi i benedettini sono calati e tanto che sono giunti i francescani. E i francescani hanno ripigliato, certo sono installati nante Roghe dove c'erano stati i benedettini e dunque hanno rievangelizzato a Corsica. La rivoluzione francese c'erano dunque 1200 frati in Corsica. È un convento papievi, fuori che Moriano, dicevano. Quanto fa un convento Moriano? Ma ogni piede te usa convento. Da noi per esempio c'era Zigo, c'era un convento, Santa Maria c'era un convento, Olmeto c'era un convento, Sartè c'era un convento, c'era una specie di... E allo stesso tempo, quando tu sei arrivato ad Andaretto, per esempio in Taro, si vede che hanno fatto i Egi paleocristiani antichi, le hanno fatti accanto ai cose, i luoghi dove c'era l'acqua calda. Allora, per esempio, a piedi nella mercanzia era un bottera in su, accanto a Galdana, per battesimo perché facevano entrare, in Ornano al capo di Rugo da piedi tanto era Urbalagono, perché l'Urba si chiamava, non hanno trovato, mica fatto ricerche, ma c'è sicuramente una città romana, non Rugliano, non Urbalagono, e dunque a Egia battesimale la Cante Caldani. E in Pitrette, perché già la stessa cosa, perché già a Egia antica di San Giovanni, accanto a una Caldana. E dunque c'era su Suteri e la realtà del terreno di Cevaccia. Il Tahoe ha cambiato. Allora, ha cambiato per certe cose, perché io ho conosciuto il tempo, non c'era più niente. Non c'era più vino, c'era stato più oxegato, non c'era più vino, non c'era più... c'erano qualche animale che dadevano, c'era soprattutto i capri e i pecore, ma aveva ripigliato, c'è quantunque... Allora ci sono i gritti che per rapporto a safari, gli animali che sono amministrati con un affare e l'altro, ma il fatto sta che c'è un'agricoltura che comincia a stallarsi e chi si vede e chi funziona in cui turismo perché
tutta la carne porcina che ti vende e tutto, e soprattutto di stattina che ti vende. Sta comunità di nostri paesi oggi è sempre qui o è sparito? Si dipende dai luoghi. Avete per esempio, ci sono i paesi che hanno tenuto i punti d'appoggio nei soppiati. Detto un paese come Frassetto, Cotichiavari era comune di Frassetto. E sotto il secondo impero, che c'è gli altri comuni, se non c'era mica continuità. Invece che al Bitrice e Grosseto, parlano viene mare perché c'è continuità territoriale. Dopo ti avete pigliato a Quascola, detta nella devozione a San Pietro, in dette sono passati, hanno fatto a Vesta di San Pietro, alla faretta, ti avete marato, ti avete Visenà, ti avete, come si chiama, Pietruseta, in ogni luogo è bella festa di San Pietro. E poi, dunque, qui i Mulini, per esempio, sono tutti quasquaresi che sono installati, vuol dire che erano i paesi pieni. Dopo c'è stato, al principio del XIX secolo, Moriente, perché c'era la fame, no? C'era la via, poi c'era chi batteva nelle 70 anni. E cantava Rucchetta, come dicevano prima, quando c'era la fame. E facevi... Era più difficile innanzi che oggi. Era una vita tribolata. Ah. Sì, più parte mettiamo in scarpa per molti che andavano al servizio militare. Ma ora è arrivata la sua carriera. E poi come i territori erano stati spartuti, ogni famiglia aveva un fuoco, su 2 ettari un fuoco preso. Ma non bastava più. E dunque ora sono partiti in Algeria, in Tunisia, in Marocco, sia come funzionari, sia come dice la radio, sia come agricoltori, colon, ma erano tanto vicini del suo paese, piano battuto 22 anni, mettiamo meno tempo che per fare da Bastia. Pensate che per fare da Bastia c'era, quando al tempo di diligenza c'era una settimana di viaggio. Una settimana? Io me ne vengo quando eravamo al liceo, figli di Bonifazio e da Udè, di Silvaghi, e dunque da Rocca, e partiamo a vecchia in vacanze. Siamo lì che partiamo a vecchia. Chi sarebbe la reazione di nostri vecchi se divultissi oggi? Credo che più parte non parla un balcone. Non c'è più da pisciare, insomma. Boh, la corre a internet e tutto il resto, ma soprattutto si vede come hanno cambiato gli affari e come divani i modi di campare. E nei tempi i nostri vecchi facevano tutto in chiuso mano. Allora, non c'ho mica nemmeno a dire che i tempi erano vecchi, perché tanto si tiravano addosso, c'erano i vendetti, certe volte pattontini, poi un passaggio d'acqua, un torcitoio d'acqua, partiva con media, c'erano i morti. E dopo allora i governi, sia i genovesi, sia i francesi hanno inventato lo spatriamento e facendo segnare i trattati di pace nell'altare con tutti i preti del Rudione e tutti i merli. In Frassetto, per esempio, c'è un trattato di pace segnato con tutti i preti e tutti i merli. E una parte della gente si spatriando e andando in Sardegna. Qui in Sardegna c'è Morantona e compagnia. Ma non erano mica bravi tradere, non c'è mica credere che ti stiano nei carni, mica vita. Se puoi dire manco vedere. La solidarietà nei paesi. C'era una solidarietà tra certi enti, ma ce n'era una solidarietà e li passava. E poi c'era il banditismo di noi.
sul banditismo c'era un racket, noi ci dicevamo taglione, tanto diceva. Non è mica una bella vita, cioè mica credere che è sempre stata, non mica da va, sempre stata. Argomenti, qui sai che mi dà davanti che non si finisce mai. Io per esempio, a mia generazione, da 77 anni, non ho mai avuto l'idea di sorta con un'arma in stacca. Un mio babbo, a parte da 14 anni, erano tutti calibrati, un sortire, non per te pigliamo un portabile, passo, pigliamo un porta rispetto. Allora, vincere a Dio, da un altro canto, si tiene tranquilli perché sappiamo che l'altro poteva rispondere, ma quando c'era morte, queste condizioni, si compiano certe volte. Mi potete parlare un po' di funzionamento di paesi nati? Che c'era due partiti, uno contro l'altro, e dunque era chiuso che vanno a vincere le elezioni, perché vincere le elezioni aveva i poteri, nominava gli campestri che erano armati, prendere decisioni, favorizzarsi la politica del clan, ma era solo la soluzione qui dei tempi per sorta per poter avere un po' di sicurezza. Che c'è un canto, un verso talavese, di messa mi pare. Dappertutto, ce n'è mica che uno. No, perché la maggior parte degli italiani canta messa di Rusio. Qui a me mi dà davanti qua, vi dico franca. Bon, temo la malattia va di credere che la cultura corsa è in su e che qui non c'è niente. In su credono che la corsa che si arreggia in Pizzavona, dopo siamo in Sardegna o insomma siamo in Sardegna. E dunque i giovani, ti dico sempre quando ti vieni a cantare, ma imparate a uscire versi. Te il tuo verso di Livesi, te il tuo verso da montagna, tutto intralciato di perdersi. E per esempio a polifonia non esisteva mica in noi. Cantavi in un solo modo, c'era un gruppo da un canto e un gruppo dall'altro all'altare. Uno chiamava e l'altro rispondeva, non c'era mica polifonia. C'era giusto certe volte un bordo, una specie di faux-bourdon che ti chiamano in francese, o il resto non c'era mica polifonia. È recente, ma dopo hanno cominciato a dire la polifonia, cosa polifonia? E quando abbiamo cominciato a cantare c'era Rosa e Salmano che cantavano così. Ci sono registramenti, una maniera da parlare su C'è mica amore, ma siamo un po' che conosciamo delle poche diverse. E Pitrete e Bicchigiani hanno anche mantenuto, che è rara, a messa paesana che ti chiamano, di vesti. Ma per esempio te nel Prigodio, quando porti vecchio, stanno una messa che beta, in Conca stanno una messa che beta. Ma in altri luoghi si credono ti va l'autenticità e cantano diversi Gerusio. Sapete che ma di solo mi cantano tu. In Nogana, volontariamente, c'era un vecchio in mezzo di unghia, dice, ho giocato, ero un diacono, fece, ho giocato. Non venne mica, oggi è a riposare, andavano a cantare qui che ne sente la rete. Ci sono persone che cantano su sta messa talavese? Oggi? Allora, voglio dire una affare, c'è, siamo sempre stati in più che già cantano sempre, a messa di morte di nuovo, cantiamo sempre. Ma c'è
dice, specialista della musica, si chiama Anico Fe, che era venuta, stavamo 15 anni, se non di più, e che ha registrato. E tutto il suo fondo qui è in pigna. Ho dato un pigna. Allora, dunque c'è un fondo in pigna di messi di uno chirurgo. Donc ci sono i registramenti? C'è un registramento anche piccolo, No. CD-ROM. Ma tu puoi dire a questa ricchezza di messi cantati, ma c'è Sarteghi canta, di messi, e poi c'è Bonifazio. Bonifazio allora. Hanno messi per tutti i tempi della nata, hanno i canti speciali per processione. C'è una ricchezza in Bonifazio come esiste in due. Può cantare bene, tante idee, tutto, non ha perso niente. Allora, siete uno dei primi che hanno fondato il gruppo Canto Popolo Corso. E potete parlare dello scopo di questo gruppo? L'idea non era mica di fare un affare politico, era di raccogliere i maniere di cantare. Per esempio c'era Michele Paoli di Zigao, che è sempre in stato, è malato, ma cantava l'Alcudine, cantava come l'altro canto a Diana dell'Alba, eccetera, eccetera. Dunque canti pure zigavesi e dunque l'idea era di questo appunto di raccogliere tutto questo affare con la gallomica aperta. E è incappata che ci siamo trovati in Neaccio, che così Pietro Guelfucci, Cece Bittu, Giampaolo Poletti, Natale Luciani, quindi tutti si antiquini, tutti travagliamo tutti in Neaccio. E non so più qual è che ha avuto idea, ci abbiamo fatto accanto. Eccoci come è partita. Quando poi è diventato politico, a me la politica che devo dire non mi conveniva mica, me ne sono sortito. Ma c'era Volacci, c'era Rocchi, un nipote di... Dunque, tutte Neaccio, a chi era fattura, chi era garagista, chi travagliava in garage, Tutti i mestieri. tutti i mestieri. E dunque abbiamo fatto i serati, l'affare, mal ricevuto in certi luoghi, ma alla fine ha pigliato bene e soprattutto che c'erano belle voci. Giampaolo Poletti, tanto che la voce di Van Reprof aveva in piena sala solo, c'è di tutto, è stato un liceo insieme e ci conosciamo da poesia, eccetera. Dunque eccoci come è partita canta. No, piccolo punto hanno dato un po' di mira, i nomi di luoghi che hanno una storia. Ci sono nomi di luoghi che ho conosciuti che hanno una storia e che sono spariti o rimpiazzati da nomi francesi. No, non ce n'è mica, ma la sola cosa che c'è è che c'è morto il nome di luoghi non capiamo mica che devono dire. Perché c'è la lingua non solo latino, punica, celto-iberica, eccetera, e una lingua comune. Allora, i tracci più arcaici sono di noi, in cui la doppia D che è piuttosto un DH che un doppio D, ma i nomi di luogo non sono mica stati cambiati, c'è qualche nome di luogo è stato cambiato, come Campopiano che è diventato Champlain, ma Champlain era un
capo d'industria di siamo messi champion. Ah. Dunque, cacciato qui sei paesi non mi cambiato. No, dopo erano iscritti, qui si scriveva, erano iscritti all'uso genuese, all'uso italiano, erano iscritti italiano. E dunque tutta la cosa è stata di rimetterli in caso toponimia corsa. Ma senza sapere certo che devo dire, per esempio in c'è a Asia Antica che è dedicata, non esiste più, come un signore della fatta l'ha cercato una mica trova, ma quanto a me hanno pigliato i petri per fare a Asia, la prima Asia nuova, e dunque non è legato lì, non è legato nulla. E dunque questa Asia Antica è dedicata a San Saturnino, che in corso si dice Torino, e innanzitutto San Saturnino è diventato Santa Turrina, passato da uomo a donna. Cambiato. Di Cagliari, è un santo cagliarese. Sono andato a vedere su Asia. Poi dopo te vedi, mori 10 antichi, romani piuttosto diciamo, di prima, certi, Asia vecchia qui, che ti chiamano Santa Lucia perché è stata, quando hanno fatto questa Asia, il XIX, il titolo di Santa Maria l'ha portato qui, e va a Gioia dopo all'apita della famiglia Dornano. E l'hanno portato qui e dunque hanno arrivato a Asia Santa Lucia, ma non è mica Santa Lucia, è Santa Maria di Lornano. E saria certi pezzi saranno del XII secolo, ma dopo sono stati arrangiati, rimaniati, fatti. San Giovanni nel balcone antica sono tutti 10 romani, San Pietro di Panicali in Forciolo, ma andando in Sigliare. Dunque c'è tutto su sa prima cristianizzazione alla gatta di traccia, ma vi dico per esempio biglietti verso il ponte d'Abra, c'è un luogo che si chiama San Mieli, San Micheli che è stato un po' arrangiato. No. È stato di nome, lì ci può darsi qualche uno, ma mica, soprattutto ciò che è importante sono i nomi dei chioschi. I luoghi. Qui ritrovate la toponimia antica e allora quando tu c'è santo, poi ti sono tessiche vicino a un chioso di Liombo dove di Santa Maria, e beh c'è un luogo che si chiama Santa Silvanda, c'era Asia o HP di Santa Silvanda. Dopo ci abbiamo sfilato di ciò che ti contano la gente, dicevano che San Piero Corso e Vannina si erano meritati in Santa Riparata, a Asia di Sighe. Pensate, Mascate 1886. C'è una casa in Vico qui? Questa è la casa dell'Ornano. No. La casa di San Piero. Casa San Piero. La casa di San Piero, poi c'è la torre di Vannina in Burotto, questa casa alta. Ma dunque dicendo che si erano meritati in Sighe, non mica vera, posto nel 1880, non penso che erano morti. Santa Riparata di Sighe non esisteva mica, Mascate non accetta mica, ne parla mica. Dunque, il peccato è stato che i conventi sono stati venduti a rivoluzione e dunque in certi luoghi come Sigheo una famiglia ha comprato i bastimenti e un'altra ha comprato i terreni, hanno rasato tutto. In Siga hanno rasato Asia, in Pitreta hanno rasato Asia, in Pitreta sono serviti dei pezzi da Asia da un momento, non ma era Burese che diceva, per te Burese,
per fare del paese. Io nuovo. E quindi a Santa Lucia, un campanile, ci sono i petri antichi, in casa arpe così in ciocciolata, eccetera, che venne sicuramente dal convento. Ma non c'è mica tracce. Ci vorrei cercare in archivi, per esempio a convenzione ha fatto cacciare tutti i campani di campanili per portarli a Toulon e farli per fare i cannoni. E tutti i campani non hanno fermato manco una campana. E un convento qui c'era due campani, chiamani fermata la cosa, Mascarone e Chiaraspana. E quando si intende dei piatti quando sono la campane rosse. E tutti i campani sono stati cacciati e dopo erano arrivati tutto il XIX secolo. Perché i lenti volevano i campani. Allora nel XIX secolo c'era sia i comandi di fondatori del tenente e poi c'era una società chiamata i Ferrari e qui di qua passavano nei paesi e fondavano i campani in paesi e facevano a forme e tutto e di notte facevano volata di bronzo e c'era una vecchia di Vorciolo mi diceva che c'era stato un fuoco e c'erano i cattrusci. Tu sapessi i cattrusci che abbiamo carriato per fondare le campane, mi diceva, e hanno recuperato tutti i paglioli vecchi del paese, tutto, allora, per fare un peso, dopo i Ferrari, gli indiani, i lingotti di ramo e di stagno, e vogliavano e facevano. Allora, certe volte erano ben fatti, certe volte usavano era arrattato, ma per tutto il tempo noi le hanno riuscite. Ma qui da Sirano mi hanno insegnato a fare, le hanno mandati dei fermieri a Dijon, che era una fondatura di buon livello, e facci da un'altra zona, da un zona più pieno, più studiato, più giusto. Allora ero andato in Pigna, c'era Nando Acquaviva tanto. In Pigna? E faccio ne parlava Nando, che era un musicante d'alto livello. Ha detto e della fatta quando l'ha comandate l'accordo tierce maggiore, la bemolle, si bemolle e do. Ma ha detto qui sono tu nell'anziano vecchio accordo. Aveva cambiato l'accordo. Non ci capisco musica, quanto è in greco e latino, e tu pigliata come te mi dici, voilà. Per arrivare un po' a Gorzica di Nantes, d'après ça, lo spirito di famiglia esiste sempre, o rispetto. Ora esiste tutto. Perché come le famiglie per spartimenti si impazzavano. Allora c'era, è vero che quando c'era una difficoltà in famiglia, la gente cercava di aiutarsi principalmente, mica sempre. Ma su spirito è fermato, vedi? Per esempio c'è amore e rispetto, ecco, quando c'è qualche che è morto, tutti i giorni siete tutti vestiti di nero. So, qui da mia generazione mettono in portaghini, ma i giorni sono tutti in nero. E cantano, il fatto che ti cantano è una meraviglia, le lenti sono stonati, i preti di lavoro che sono stonati, dicono, come? Perché cantano. Voilà. Allora domanda, chi è Gorzica proprio? Per cominciare, la questione che c'è a Ponasi è se esiste. Perché non c'è mai smentire che c'è
a montagna da mezzo e c'è isole diventa l'isola. A Balagna è un luogo spiccato, a Casinchio è un altro luogo, a Capicorso è un altro luogo, Taranto è anche è una valle abbastanza unita, ma dunque è vero che ci riconosciamo tra corsi, sappiamo ma ci sono le opposizioni tra i territori che non saranno mica compiere domani mattina, è sempre stata. Io ho fatto un memorio dopo non mi ha presentato, perché ho trovato il travaglio, era scatenato un tonto che trovava che esagerava dicendo che Napoleone era un chef, secondo c'era un chef di classe che era. E c'è da fare, cambi si sogni, a potere, mica mi subito di vicini, no? Ma non volevo mica sentire. Bon. Ma c'è sta fate, ma a Corsica un'unità corsa, non ci credo, c'è Dio creduto, non ci credo più. Voilà. C'ho vedi cose come te so, temo questa malattia, uno faccia un affare, ce lo fa al contrario. È così, e qui si è Corsica una forma di unità che noi abbiamo, di spiccarci. Piccolo punto nella lingua. Donc, la stessa questione che pa a Corsica, chi rappresenta la lingua corsa per voi? È una maniera di essere, una maniera di campare, una maniera di riconoscersi, ma come dappertutto non c'è mica un'unità linguistica. Per esempio, nel tempo del nostro Signore Gesù Cristo, i Galilei riconoscevano l'accento. Come un bastaccio ci può riconoscere l'accento, o noi riconosce la gente di corte, culimo, valimo. Dunque, ma solamente c'è un fondo comune che fa che non ci capiamo. Cacciato ben inteso, tu parla Bonifazinco, che non parla genuese, pure netto, come ti parla la Nizza, come ti parla. Parlano di corso, e di tre lingue, francese, o corso o Bonifazinco. È una bella lingua, perché avanti, quantunque si sono ripigliati e facciano ricerche, cercano di parlare la sua lingua, ma sarebbe una buona cosa. La stessa questione che pa a vedi, o sta lingua, per voi a una bene. O Sì, sicuramente, perché quando voi parlate in corso, io non ho mai fatto italiano. O con l'Italia mi capisci? Quando facciamo le riunioni in italiani, io l'elementare dicevo, mi scuso per la mia lingua che non è tanto accademica, e una mi ha detto, ti parlassimo noi francese come tu parli l'italiano, e tu ci capiamo in italiano, in chi spagnolo, un po' di adattazione, ma ci capiamo, e io ho fatto spagnolo, con l'inglese no, ma dunque vuol dire che in italiano ci potevamo capire in America del Nord, anche se non parlavamo mica inglese, in spagnolo ci potevamo capire in una parte dell'America Sottana, ma il portoghese è differente, il portoghese è più difficile. Bon. Dunque c'è questo interesse dalla lingua e poi è una tanta età. Mi pensate che c'è abbastanza di persone che parlano il corso per Ma fare no, ma è qui che ti casa mia. Io ho avuto un conflitto quando lavoravo all'NPE, mi volevano mettere un'offerta d'impiego
dicendo lingua corsa obbligatoria basta un piego. E gli ho risposto che non potevo mica. O c'era la prova che non c'era bisogno di lingua corsa, per esempio, se è disogliente che accoglie un pubblico e chi deve in cui corso su quegli assi in italiano, altrimenti non c'era mica giustificazione e poteva gustare cara a una gente che pigliava un'offerta di questa maniera. Faccio che, come hai detto che no, meglio non mi chiamano, occupano i locali slenti. Allora sono andato a vedere che si passava. E ho detto, che si passa? Bon, voi sapete, aspetta. Io, insomma, non parlo mica francese, ho detto. Poi ti parlo a corso. Parlo a corso quanta meata. Allora, gli ho detto, state assente. Fate caso. Mettetemi che regoli che impedisce niente di mangiare. E tu perché c'è 85, quasi 90% di giovani che non parlano mica corso, non parlano e non capiscono. Allora che la gli dico a questi giovani? Andatevene all'albe più verde da quando? Cioè essere realisti. Poi c'ho mica un po' di regole che facciano che la gente un po' di significa travagliare. Così ci siamo sortiti. Dopo un cuppetto Lega mi ha fatto un interview con Lisandro Bassani e lui interessa questa conclusione. Si può mica, ci ha fatto attenzione a che si faccia. Allora, ripeti di ciò che l'ente parla nel corso. Benissimo. Io tutta la mia vita all'NPE ho parlato un corso con chi collega. Mica per politica, perché te ho l'abitudine di parlare a corso, mi veniva più linea, mi veniva più facile. C'è certi colleghi, non ci attraversiamo anche stampa l'idea di parlare in francese, ma tanto sì, ma solamente non c'è mica fare una regola che impedisce la gente di mangiare su buccono. Voilà, ecco ce la fare. Ma proprio a lingua d'amore? Non credo mica, no. Se non siamo capaci, per cominciare a parlare corso tra noi, piglio un esempio, non è mica una critica, cioè, piglio cose come dico, pigli questi gruppi di giovani che cantano, quando è disordine fuori, che facciano? Parlano in francese. Allora, non serve a fare come se mi metto a cantare in alemano, poi dopo che sorto cioè essa logica a lingua io ci credo che è stata mantenuta, ma non è stata mica mantenuta un po' imponendola, perché quando si impone l'affare non tiene mica vuole, non tiene mica l'affare tiene quando la gente si impone da pareti, sono impegnati e che gli viene linda di utilizzarli. Quindi chi va in Italia è obbligato, se non è mica fatto italiano, è obbligato a sbrogliarsi in concorso. Potete dire, o ci pensate per la Venezia Corsica? Io questo atteggio di passata mia vita a fare statistiche, la popolazione cresce. Crescerà come da cresce. Il risultato ci sono impieghi. La popolazione c'è attività nuove, come l'attività autonoma marittimo. C'è 1200 impieghi permanenti in tutto ciò che vede, intrattiene i battiti, l'elettricità, bon. Cioè a pigliare in conto sa fare qui. Non basta mica di pastori, e a quale ne vendi i pastori se non c'è mica turisti? Qual è che chi sa da nutrice di cacio mezzo e di figatteto? Infine, cioè sono un po' realisti, anche a sale decisore, perché a un tanto non c'era più nulla,
abbiamo ritrovato qui un tanticetta, se voglio mangiare un bel pezzo di gattetto, un formaggio, la so quando trovato. Cioè mica credere che questa è l'economia. Se tu impedisci l'ente di costruisce, e beh, da tutto il settore di bastimento che se ne casca. Dunque, ogni cosa ci fa attenzione. Ecco. Preferiti di più i tempi passati o i tempi d'oggi? Hai preferito i tempi d'oggi? Sì. E i tempi d'oggi manco mangiamo, c'è da mangiare. Se non vogliamo circolare, circoliamo. Prima ci vogliamo andare a piedi, Era più difficile. E quando noi giocavamo il pezzo di teatro in Santa Maria, che veniva da Sirona, veniva a piedi per la stretta, e tutti i giorni, in piano caldo. Allora pigliavi tutto, 5 minuti dopo ci sono. Dunque, no, io preferisco i tempi davanti. Sono contento, c'è la comunicazione, c'è l'amicizia che si fa, c'è lo scambio che si fa, c'è qualche catastrofe in tanto, ma qui se c'è dove parare. Ma dopo di prima, l'ente campane, tu vendi di stare certi enti, certe casette mezze sfondate, e quando ti guardano in montagna con il cudrito di vascialli, di vasce barracchi, di tulli, è obbligato a mettere come chiamare, non so più, una pianta che nasce nella mattina, per fare i tetti, stanno soltanto da fare. Non più io, sta bene? Ma agilità uno, ti piacciono più i tempi di prima? Ti piglio un madoglio, ti ne godi in un casetto, faccio un fuoco a mezza casa e ti stalli. Poi la verità, ho capito 3-4 anni se è stata cambiata la bandiera. No, c'ho mica. Il passato è il passato. Non c'ho mica a fare una meraviglia. E io sono più contento di oggi che prima. Non c'è mica dottore, ci vuole accappolare. L'ente che scanavato non sappiamo anche di quale ciò che di morire. Mi dice un vecchio, oggi si muore in carragione. Prima morire non sappiamo anche ciò che nella mia morte. Allora, giuro come quando c'era l'ospedale vecchio in Naiaccio, erano 30-40 stanze. Con una sola in un canto che sorvegliava tutto il mondo. Stessa cosa, siamo tutti, ci si così, chi può dire, cambia un po', lenti, si sarrani, ha ragione, ma c'è più frequentazione e qui è difficile e faccia pena di da fare, perché essendoci più frequentazione non c'è più studio, non c'è più niente contatto, non c'è più studi, studia di paesi, parti tale, parenti in tale, qui in circondano, sono cose che spariscono. Avete un messaggio a gioventù? Io ci ho campato cercando di trovare le strade della pace, perché senza pace non si campa mica. Ecco.